Racconta un po', ti sei battuto 2 volte oggi. Sì. Alla fine sono partito che stavo bene, non ho cambiato neanche il rapporto perché io solitamente sono usuale a cambiare il rapporto, sai, magari mettendo uno un po' più leggero, magari la cambia faticata nel finale, avendo fatto la gara il mattino. Mi sentivo bene e sono partito con un buon ritmo. Lui dopo sono sempre stato, penso che sia stato lì con lui, insomma, i primi 5 avanti di tanto, sì, anche di tanto. Ho fatto una buona partenza, come dicevo 5-6 giri, insomma ero lì, guardavo che eravamo lì tutti e due, poi lui dopo a metà gara, mi pare a 9 giri dal finale, l'ho visto 2-6 ti ha superato. Mi ha superato, ha mantenuto un ritmo alto, io ho cercato di seguire un attimo e niente, è andata così. Oggi stamattina ho fatto il mio record personale, adesso non so. Sì, hai fatto 4.03. Ecco, credo anche, quindi. Anche lo stesso tempo di stamattina. Niente, cosa devo dire? Sei deluso? Un po' sì, non devo dire di no perché cavolo ci tenevo a questo mondiale, volevo finire la stagione con una maglia iridata, però diciamo che devo guardare tutto il complesso nei giorni passati. Ok, anche lui aveva fatto un quartetto, però io insomma ho fatto il quartetto e tutto, ho fatto anche il mio record personale e sono contento, diciamo. Si voleva qualcosa di più, però dai, sono pro e contro. Lo pensavi un po' stanco? Un po' più stanco? Lo immaginavo, immaginavo un po' più stanco. Poi non lo so, adesso fossero le sue sensazioni, come disse lui durante la gara prima, non ne abbiamo parlato più di tanto. Fra una gara e l'altra abbiamo pensato a recuperare, a mangiare, a fare i massaggi e quindi sì, così. Cosa è successo alla partenza? La prima partenza, sì, quella. Mi è scivolata la ruota, sono partito sì, si è visto proprio mezza pedalata a vuoto, adesso non so se e penso che fosse proprio il pavimento, sì, si è visto, anche perché io la seconda volta che sono andato a partire sono partito un pelino dopo aperti i cancelli per non rischiare appunto, e comunque ho sentito un po' la ruota scivolare, quindi era proprio il parquet che penso che avesse, non so cosa avesse, però lo sentivo solo. Che rapporto avevi alla fine? 66-15. E adesso il futuro? Bisogna prendersela questa maglia. Continuerò a inseguire questo sogno alla fine, perché no, continuerò a crederci. Adesso scusa, adesso per me iniziano le vacanze, diciamo, quindi dai, godiamoci queste grandi esperienze, questi bravissimi compagni di squadra e niente, dai, ci aspetta un altro anno fantastico. Che te devo dire, ragazzi? Grazie.